Basta code allo sportello o documenti incompleti, tutto è più semplice. Il Comune di Padova semplifica le attività commerciali. Dal 1° ottobre scorso, per chi ha bisogno del SUAP, lo sportello unico attività produttive per avviare o mantenere un'attività commerciale, potrà accedere con un clic al sito del portale suap.comune.padova.it. Sono le aziende stesse che chiedono di sburocratizzare queste procedure. Il nuovo sportello telematico che permette un approccio con la pubblica amministrazione facile e veloce, eliminando la necessità di recarsi personalmente negli uffici e garantendo tempi certi. Nel sistema si trovano infatti tutti i modelli e tutte le pratiche grazie ad un lavoro di coordinamento che ha riguardato tutti i settori del comune. Il fare impresa in Italia, noi vogliamo davvero che il fare impresa diventi facile dal punto di vista burocratico, che le imprese abbiano un unico interlocutore che è appunto questo sportello unico che diventa sempre di più uno sportello telematico, cioè stando a casa uno può inviare la propria pratica. Dall'inizio dell'anno attraverso il SUAP sono arrivate circa 4.000 pratiche, 700 delle quali hanno riguardato in particolare il commercio. Ormai tutte le pratiche riguardanti il commercio possono arrivare solo tramite SUAP e che è addirittura guidato, questo per evitare gli errori, per far sì che la pratica sia il più possibile aderente a quello che deve per legge corrispondere, quindi con tutti i dati identificativi, in modo che uno possa poi partire subito con la propria attività senza bisogno di chiedere ulteriori carte, chiedere ulteriori informazioni. Uno sportello che appunto diventa l'unico interlocutore per chi vuol fare impresa e poi è un problema dell'amministrazione smistare le proprie pratiche e inviarle anche ad altre amministrazioni che potrebbero essere l'USL piuttosto che i vigili del fuoco. Il SUAP quindi del Comune di Padova, che ha un indirizzo preciso, peraltro è raggiungibile anche attraverso i siti della Camera di Commercio, e raccoglie effettivamente molte informazioni, tanto è vero che noi abbiamo visto una diminuzione delle persone che poi si recano ai nostri sportelli. Questo significa che trovano chiaramente le informazioni che devono trovare sul web.